Come ho sempre detto, ricevere un premio è qualcosa che ti stimola a fare sempre meglio, a fare sempre di più, a guadagnare la fiducia che le persone hanno riposto in te come studioso, come ricercatore, come docente, come giornalista che osserva la società. Ringrazio tantissimo la Presidente Maria Teresa Prestigiacomo dell'Accademia Euromediterranea delle Arti per questo riconoscimento. Sono peraltro molto felice che l'ho ricevuto insieme a uno studioso, a un professore, il professore Mario Bolognari, già direttore del Dipartimento e ordinario di antropologia all'Università di Messina, ma anche già sindaco di Taormina e parlamentare, a cui mi legano profondi sentimenti di amicizia. Avere ricevuto insieme a lui questo premio mi riempie di gioia e di orgoglio, ma soprattutto voglio ringraziare per le belle parole sia la Presidente Maria Teresa Prestigiacomo, ma anche l'attore Michelangelo Antinoro, che nonostante in questo momento fosse impegnato a girare una fiction, ha deciso di venire a fare questa consegna di questo premio in memoria del padre Mino, giornalista, apprezzato organizzatore di eventi. Il premio era proprio il premio che mi è stato consegnato, era proprio in onore del papà. Ringrazio tutte le persone presenti all'evento e ringrazio tutte le persone che si sono complimentate con me attraverso i social network, attraverso messaggi privati o telefonate. Grazie davvero, un abbraccio a tutti e spero sempre di non deludere mai la vostra fiducia.